Amici bellini, è arrivato il momento di rivivere un po' questa partita che a me ha lasciato delle ottime vibes. Poi leggo in giro cose, gente non soddisfatta. Siamo un pochino calmi, Poi vabbè, credo che i social si stiano concentrando su Kvara. Ne parliamo, cominciamo. Non mi appassiona nemmeno, perché non so, anche se con Kvara sono abbastanza innamorato, quindi così, però le cose le diciamo sia perché siamo innamorati, sia perché Poscu, benvenuto sul canale, a tutti i nuovi iscritti, piacere, io sono Valerio Fluido e mi diverto a fare gli screenshot, specialmente post partita, dove possiamo vedere delle cosine che magari non si vedono negli highlights, e così giustifichiamo delle pagelle che non servono a niente e che voi potete e dovete contestare. Al di là dei numeri che preferite, lasciate un bel like per questo canale, no, per il video, non per il canale, non si lasciano i like al canale, e andiamo senza perdere tempo, anzi sbrigati. E partiamo da questa posizione hitmap di Scott McTominay, perché una delle cose che intuizione, fai giocare McTominay un pochino più dietro, così arriva. Poi nello specifico della partita ci sono dei compiti. Per esempio McTominay era lì a dare anche fastidio a Koné e ci doveva essere queste varie accoppiate, poi alla fine si risolvono in duelli che si vincono, che si perdono, ma anche quando non c'è il pallone c'è la contrapposizione uomo su uomo quando si sviluppa, e lì si stabiliscono poi dei movimenti senza palla che liberano i giocatori. Per esempio questo è McTominay, guardate come stava più basso, quindi che bello Conte, un abbraccio Antonio. Però la posizione più interessante secondo me è quella di Olivera e di Anguissa. Però ci arriviamo con calma. Il Napoli ci ha abituato che parte forte con qualunque avversario. Si comincia con veramente un piglio importante, si attacca con tanti uomini. Questa è una situazione iniziale che poi porterà al colpo di testa di Kvara, che purtroppo sbaglia il concetto, sbaglia la lettura. Però guardate già che bello, si sviluppa, c'è già Olivera molto alto, l'accoppiata con El Shaarawy che crea poi quella solitudine con Kvara, con Celik. McTominay qui proprio il sottopunta, si intravede questa sorta di 4-2-3-1 in questo momento, perché abbiamo i due centrocampisti, accanto vedete ad Anguissa si mette Di Lorenzo che crea sempre questa catena con Politano, e l'altro terzino pure è salito tantissimo, in modo tale che dà una mano. Questa è un'altra cosa che abbiamo chiesto, dare una mano a Kvara. Olivera lo fa senza palla, non dà una mano nello sviluppo a Kvara come faceva Mario Rui, come faceva anche Zielinski. È proprio un altro tipo di calcio, anche perché quando si fanno le analisi delle prestazioni di Kvara, cosa gli succede intorno? Gli succede che non ci stanno più dei palleggiatori. Ricordate che il Napoli che sviluppava sulla sinistra, anche Anguissa andava sulla sinistra a creare superiorità numerica e si potevano scambiare, potevano scegliere delle cose. Non si fa, si sta facendo tutto un altro tipo di sviluppo, e quindi Kvara isolato, e alle volte va bene e alle volte non va bene. Il cross arriva da Di Lorenzo, la presenza di McTominay distrae un pochino Celik e Mancini. Si erano accoppiati qua, credo, Ndicà e Lukaku. Mancini prima era al raddoppio con Ndicà, poi dopo si trova nella terra di mezzo. Qua proprio devi proprio andare così, c'è un video dove Hernanes lo sfotte, devi andare così. Se tu lo fermi, se tu non puoi prendere l'auto e ti dicono che devi stare a casa, non puoi prendere il motorino, devi stare a casa. E poi posta un gol suo di testa dove invece fa proprio lo stesso movimento, quindi anche a sfottere non è stato bravissimo. Però sì, lui qua, Kvara, prova con la torsione a metterla sul primo palo. Se la metti sul secondo, ricordo un gol di Hamsik che andava proprio a incrociare così, mi pare contro il Bologna. Se la metti sul secondo può arrivare anche un altro da dietro, e se non è proprio preciso, però insomma ha sbagliato la lettura, dobbiamo dargli addosso. Il Napoli crea assai nel primo tempo, e pure ho letto, insomma, è un tiro loro, un tiro no, calma. Il Napoli magari non è stato precisissimo, non ha costretto Svilar a grandi parate perché non abbiamo preso la porta, ma ne abbiamo create tante di situazioni. All'8° c'è questo colpo di tacco di Lukaku
per la corrente McTominay che sta un po' sbilanciato, quindi non riesce a colpire bene. Poi questo bel tiro di Politano, proprio così, perché poi alla fine finirà alto sui sostegni. Politano molto vivace nel primo tempo, mi sembrava andarsene con abbastanza facilità sulla fascia. La catena con Anguissa e Di Lorenzo funziona, un po' non troppa precisione nell'ultimo passaggio o nel tiro, però è una partita positiva secondo me per Politano. Altra occasione per McTominay che spara sul primo palo, qua interviene Svilar. Nel primo tempo la Roma un tiro di Pisilli da centrocampo centrale che non impensierisce più di tanto Meret. Non so che voto dare a Meret. Cross di Kvara su scambio su calcio d'angolo, questo colpo di testa di Lukaku finirà di poco fuori, si stacca dalla marcatura di Dovbyk e colpisce bene di testa. Altra occasione abbastanza netta. E qua arriva il gol del Napoli, con un Ranieri che era passato dalla difesa a 4 a una difesa a 5. Dice Ranieri, per avere di più il pallone, Ranieri, vecchio volpone, dice pure con il passaggio la difesa a 5, poi abbiamo tenuto noi palla, abbiamo fatto un pochino più possesso palla rispetto, e grazie perché avete preso il gol. E non è il cambio di modulo che vi ha portato ad avere più occasioni e a giostrare meglio il pallone, Ranieri, non ci prendiamo i G. È perché stavi in difficoltà, perché El Shaarawy stava in un imbarazzo con Olivera, lo vediamo negli altri screenshot dopo, e quindi il Napoli entrava da tutte le parti. Hai voluto aggiungere un po' più di densità al centro, aggiungendo un difensore e quindi sperando che i braccetti potessero poi andare a prendere gli inserimenti dei centrocampisti, ma si è creato un imbarazzo qua di posizionamento. Allora, prima di tutto, Kvara, questa cosa non è un'invenzione del momento, è una cosa studiata e preparata. La sventagliata, che poi sarà la stessa cosa che porterà a fargli fare l'errore dopo, prima della sostituzione, ma questa sventagliata la fa in tutte le partite e la fanno più giocatori, anche McTominay. Quando andate a vedere la partita con l'Inter, quell'errore che fa McTominay è perché tenta questo cambio di gioco che il Napoli deve fare bene. Se non lo fa bene diventa pericoloso, ma qua porta al gol. Bene Di Lorenzo che si trova in questa terra di mezzo, ma soprattutto bene Anguissa che sta là ad impegnare Ndicà, il braccetto. Subito si creano poi le sovrapposizioni perché Politano sta molto esterno. E qua ho sentito opinionisti, insomma, della Roma o comunque in generale, l'errore di Angeligno. Sì, alcuni dicono l'errore di Ndicà, deve chiudere Ndicà. Sì, però secondo me là deve accorciare prima Pisilli, perché a livello di accoppiamenti Anguissa crea il problema a Ndicà, perché se Ndicà va a chiudere su Di Lorenzo la può scaricare subito su Anguissa che rimane solo. Angeligno si trova in mezzo, ma deve dare anche uno sguardo a Politano. Poi come concetto io, se mi trovo nel dubbio, lascio libero l'esterno che ha più campo da fare per diventare pericoloso e chiudo all'interno dove l'azione diventa subito letale. Quindi qua Angeligno sta cercando di chiudere su Di Lorenzo, ma gli viene il dubbio se poi Di Lorenzo la scarica subito, cosa che fa, e quindi tiene un occhio al cerchio e un occhio alla botte, e lì si crea poi la prateria per l'inserimento di Lorenzo. Ma Di Lorenzo fa una cosa tecnicamente pregevole che non fanno tutti e che non sempre riesce: stop di petto alto a seguire, quindi col pallone che cade proprio giù, un palleggio con la coscia e poi il cross al volo senza fermare il pallone. Non è banale quello che fa Di Lorenzo, quindi sì, alcuni posizionamenti della Roma si possono rivedere. Io qua do la massima colpa a Pisilli, che nel momento, perché il passaggio di Kvara, la sventagliata è abbastanza leggibile, abbastanza lenta, quindi lì Pisilli deve andare a chiudere, almeno a disturbare. Poi sul cross di Di Lorenzo, qua qualcuno ha detto Hummels avrebbe dovuto eccetera eccetera. Il problema di Hummels qui è che se tu vai troppo forte rischi di fare un altro autogol, già ne ha uno sulle spalle e gioca poco, e quando gioca fa pure autogol. Qua lui fa un errore secondo me di fiducia nei suoi mezzi, prova a rallentare, a tenere fisicamente Lukaku con la speranza che su questo cross possa uscire, perché è difficile tirare da lì, e possa uscire Svilar se sta un pochino fuori dai pali. Il cross arriva proprio in mezzo tra Svilar e Hummels. Hummels non ha la forza fisica di tenere Lukaku, che continua la sua corsa e riesce a intervenire in scivolata. Hummels avrebbe dovuto, in teoria, secondo me, ignorare proprio la presenza di Lukaku e andare bello forte a chiudere questo spazio qui.
qui, senza perdere il tempo a bloccare Lukaku, corri verso il cross. Ma come fai? Se poi ti arriva quello là mentre lo dico, già è difficile. È stato bravo il Napoli, e mi dispiace per la Roma, ma non dobbiamo per forza trovare dei colpevoli nella Roma. È stata una grande azione del Napoli, si può dire. E anche qui, nel momento in cui parte il pallone di Kvara, che farà questa traiettoria qui verso Di Lorenzo, in realtà la traiettoria va qui, così, perché poi Di Lorenzo farà questo movimento. E vedete che secondo me è Pisilli che deve andare a fare questo movimento qua. Angeligno in questo momento sta un po' basso rispetto alla linea. Se fosse stato qui magari poteva stare più vicino a Politano e avere meno l'imbarazzo e chiudere magari in questa zona. Però insomma non sono posizionati benissimo, bisogna dire, questa linea, Qua si può chiedere, ma appena cominciate Ranieri, dategli tempo. Dopodiché la Roma prende un pochino di coraggio a due mani e crea questa situazione. Questa è la più pericolosa, insieme ovviamente alla traversa di Dobbik, che però è un calcio piazzato, quindi ci sta poco da dire. Qua arriva il cross arretrato di Angeligno e i difensori nostri si schiacciano un po' troppo verso la porta e lasciano Baldanzi, che in questo caso è seconda punta e sottopunta e deve essere assorbito. Io credo che Rachmani fosse su di lui e poi si stacca. Stiamo proprio un pochino in affanno in questa situazione. Per fortuna Baldanzi va verso il cielo. E sulla traversa di Dobbik dobbiamo solo parlare del duello, e il duello qui lo perde McTominay. Secondo me Dobbik fa un errore di non saltare, la palla gli arriva sulla testa e non salta, anzi si abbassa un pochino. Se tu salti e schiacci verso il basso magari riesci a tenerla bassa, invece lui dalla sua posizione il colpo di testa arriva quasi all'altezza, insomma, della sua altezza, e quindi va verso l'alto invece di andare verso il basso. Bene per noi. Qua questo fallo lo commette McTominay, cioè quello che porta alla punizione lo commette McTominay, ma lo vediamo dopo perché dobbiamo parlare dell'arbitro, i retropensieri eccetera eccetera. Bel cross di Mazzocchi che entra bene in attacco e non benissimo in difesa, si deve dire. È peccato per Foloruscio che la prende di testa e la smorza un pochino e non prende la porta. Foloruscio, core de Lazio, avrebbe voluto tantissimo segnare contro la Roma. Entra decisamente voglioso al posto di un Anghissà esausto. Questo anche per dire che poi alla fine sì, abbiamo avuto quei momenti di ansia, di panico, perché stai sull'1-0, un po' di panico ce l'hai, tu tifoso, tu magari difensore ce l'hai, però non è che abbiamo completamente rinunciato ad attaccare, come altre volte. Io sono nel complesso molto soddisfatto della partita, e tanta gloria avrebbe potuto raccogliere anche Neres, che in questo caso, trovandosi sulla destra, gli ridà un bel pallone, la dà a Simeone che gliela ridà subito, un 1-2 veloce. Dopodiché Neres arriverà superando un paio di avversari in dribbling secco, e purtroppo il suo tiro non sarà preciso, ma di pochissimo. Ma quanto è bello Oriali! Tra l'altro quanti ne sono dello staff? Mamma mia, è all'esplosione, al fischio finale c'è stata un'esplosione, la sentivano la partita, sentivano... Non so se sentono la classifica, è così difficile parlare di classifica quando stanno 50 squadre in un punto, però sai, non vuoi perdere il treno, non vuoi perdere terreno nei confronti di chi sta comunque volando, vedi l'Atalanta, l'Inter, la Fiorentina e la Lazio, insomma non vogliamo uscire da questo gruppone, si perdano le altre, si perda il Milan, si perda la Juventus, non vogliamo... scendere dal treno, onestamente, si vedeva dalla reazione. Quello che non si vede negli highlights, un bel abbraccio con chiacchiera tra Lukaku e Dybala un po' triste, un po' avvilito. Lukaku sembra dire ma stai bene, ma vabbè, al di là del calcio, ma a casa tutto a posto. Mi è sembrato molto fratello maggiore, e un altro fratello maggiore, ma di poco, secondo me sono quasi coetanei, insomma, è Ngong con Kvara, è un'amicizia che deve continuare. A questo punto vi ricordate, dissi non vendete Ngong perché Kvara ha bisogno di un amico. Ecco, è capace che vendono direttamente Kvara e Ngong resta orfano di questa amicizia, e poi si dovrà consolare col suo connazionale belga. Insomma, non è facile, ma vedo in giro che molti tifosi del Napoli saranno contentissimi quando Kvara verrà venduto a chissà quale cifra e a chissà quale squadra, visto che il contratto, sì, ma vediamo, c'è tempo. Si dice sempre che c'è tempo, ma in realtà
penso che chi ama Kvara se lo deve godere il più possibile quest'anno, purtroppo. La posizione di Olivera, guardate quanto, oltre che centrale, va oltre la metà campo e va oltre la metà campo verticale per potersi portare a spasso El Shaarawy, e guardate quanto campo libero che si crea quando la palla viene sventagliata in zona Kvara. Deve scendere Celik ad accorciare e a venirti a prendere. A quel punto McTominay può andare in quello spazio libero e trovare un Mancini che, se è andato a raddoppiare con Celik, ha liberato tutto, e quindi tutto trasla e si creano degli spazi. Quanto è bello Reali, ma quanto è bravo Conte. E anche qui si vede ancora meglio, siamo al 24esimo più o meno e Olivera sta qua. Arriva ad affiancarsi a McTominay, che vedete su Mano Koné, e Kvara sta qua dietro, quindi sta per partire questo lancio che sicuramente può mettere in difficoltà Celik, che sta in questa zona qua. Cose studiate, non si fanno le cose a caso. Le grandi polemiche. Allora, io l'ho detto in reaction e non me lo posso rimangiare. Secondo me quella situazione di Lukaku, se avessero dato il rosso, mi sarei arrabbiato tantissimo con Lukaku, perché in ritardo devi stare attento e devi tirartela la gamba, e ci poteva stare il cartellino rosso con il VAR. Lo dico chiaramente, se non fosse stato il 13° minuto, se fosse stato il 53esimo, secondo me sarebbe uscito il cartellino rosso dal VAR. Non esce, non credo solo per il minutaggio, ma anche perché Lukaku non va dritto con la gamba tesa, il piede a martello, perché vi faranno vedere il frame dove con la gamba tesa lui arriva sulla caviglia, ed è vero, e ripeto, ci poteva stare il rosso, ma Lukaku ci arriva con la gamba piegata perché sta cercando la scivolata per prendere il pallone, e poi quando chiudi la gamba, quando chiudi la scivolata, poi arriva a essere tesa e prende la caviglia. Quindi questa è la situazione dove Chiffi perlomeno deve dare il giallo. Poi non mi dite stupidaggini che dopo questo giallo dovrebbe arrivare l'altro giallo, perché gli eventi cambiano. Se tu mi dai un cartellino giallo, io la prossima volta non entro e non rischio, sto più attento, no? Questo penso che sia da dire. Quindi da regolamento secondo me giallo, ci poteva stare anche il rosso, giallo sacrosanto che manca e che porta dopo pochi minuti a quest'altro giallo sacrosanto che manca, perché Buongiorno lo supera di netto, proprio Celik, che alla fine non si fa niente, perché se non si fa niente, interviene, stesso ginocchio, poi la gamba si alza e diventa tesa anche qui, però Buongiorno salta. Invece come Celik prende il colpo, Buongiorno qua salta, e infatti il contatto avverrà tra questa gamba e questa gamba. Dopo giallo come minimo, Chiffi, che si sente in colpa, non dà il giallo e quindi si va avanti. Questo è il fallo che poi porta alla punizione, che porta alla traversa di Dobbik. Anche qui onestamente la palla la tocca prima Cristante, i piedi sono uguali, le gambe sono uguali, uno così a martello, non sono proprio, però abbastanza a martello. Oltretutto il piede a martello non è una cosa che sta sul regolamento, è un'indicazione che serve per intuire la pericolosità. Però lo tocca Cristante, poi lo tocca il pallone, e si vede che lo tocca il pallone McTominay, poi la gamba di Cristante resta sotto e chiama il fallo. Questo è un fallo che si dà, però il pallone l'aveva toccato. Giusto per chiarezza, per darvi un pochino di sale sopra queste carni che sono altrimenti insipide. Ognuno dice quello che vuole, diciamole tutte. E in ultimo, questo è l'errore che è paragonabile all'errore di McTominay contro l'Inter, in questo caso lo fa Kvara, e la voglia di sventagliare su Di Lorenzo qua è proprio un errore qua meramente tecnico, non è un errore concettuale come si suol dire di solito col passaggio in orizzontale. Perché qua se lui la prende bene, come è capace di prenderla bene, si creano i presupposti come per il gol che si è creato. E invece qua la cicca un pochino, arriva in questa zona e viene intercettato. Quindi un errore tecnico, ne fa un altro dopo che il Napoli recupera il pallone, e io in reaction dico: è finita la partita di Kvara, non c'è più bisogno, abbiamo delle soluzioni in panchina, non mortifichiamo i vari Neres e compagnia, uscire Kvara non si deve arrabbiare, è chiaro che si arrabbia con se stesso perché vuole essere sempre decisivo, sente il peso di essersi mangiato il gol al primo minuto e di aver fatto questi 2 errori consecutivi, lo sostituisci dopo 2 errori, è chiaro che non fa piacere, perché poi
Voi credete che i social me li leggo solo io? Se li legge anche lui, quindi sentitevi responsabili di quello che dite, perché se poi lo vede, quello sta nervoso, pensa ai soldi, sta nervoso anche perché legge la qualunque su di sé. E io mi aspetto tanto da Kvara perché conosco il suo talento, ma se lui continua a essere il meno pagato della rosa, ma perché è lui che deve segnare 40 gol e fare 50 assist a partita? Li deve fare McTominay, che viene dal Manchester United, li deve fare Politano, che viene pagato 3 volte tanto. Non è Kvara, li deve fare Lukaku. Non è Kvara che deve essere sempre il man of the match, assolutamente. Kvara sta overperformando per quanto guadagna da 3 anni, e se andate a leggere i numeri siamo tranquillamente in resa, sta rendendo alla grande. E magari a voi non mancherà, a me sì. E andiamo a vedere come vogliamo distribuire questi voti. Alla fine la formazione della Roma l'avevamo beccata, ma andiamo a vedere bene. Prima però, a costo di farlo uscire lungo, mi divertiva farvi vedere la posizione media, perché McTominay più basso, e quindi grande grazie Conte. Kvara che doveva essere isolato. E quindi vedete come finisce più avanti di tutti. La posizione di Olivera, che è molto interessante, che vedete che finisce anche in quelle zone lì. La catena Politano di Lorenzo esagerata, Anghissà a tutto campo, e Lobotka che fa una partita pazzesca, di un'intensità, di una calma, veramente straordinaria. E vanno sottolineati l'aumento della precisione dei passaggi. Di Lorenzo finisce al 92%, Rachmani da non sottovalutare, 91% di precisione di passaggi, 100 su 110, non è poco. Buongiorno, 98% di precisione dei passaggi, praticamente perfetto. Migliora Olivera, 92%. Anghissà, un po' meno, 87%, ma il suo ruolo era distruggere più che creare. Lobotka 97% di accuratezza nei passaggi, che meraviglia. McTominay 92, non male, tocca meno palloni, tocca molti meno palloni. Nel secondo tempo McTominay sparisce. Politano, come tutte le ali, che poi è portato a fare cross, la precisione dei passaggi si abbassa a 74%, quella di Lukaku è al 50%, ecco perché non ci fa impazzire, e quella di Kvara 83%, quindi tra Anghissà e Politano, quindi più preciso, ma non è stato efficace nei dribbling, nei duelli, quindi ci sta dare un voto più basso a Kvara. E ci arriviamo. Il voto a Meret lo date voi 6, non saprei cosa dare a Meret, gli diamo 6, poco coinvolto, così. Do 8 a Di Lorenzo, onestamente, perché l'assist, perché sì, ma poi è il momento in cui il gioco si fa duro e altri si sentono presi dai turchi e spazzano la palla in avanti, che lui mantiene una calma incredibile e mette il pallone a terra e ragiona a testa alta. Quindi 8 per Di Lorenzo, 6,5 Rachmani e Buongiorno, perché alla fine l'occasione di Dovvik arriva quando è marcato da McTominay, per il resto molto bene, abbastanza tranquilli, e do 7 ad Olivera. Vedete che questo significa il non essere troppo innamorati delle proprie idee. Se Olivera fa bene, Olivera si prende 7. Se Kvara non sta in grande forma, Kvara si prende 6. Dovrebbe essere 5,5, ma quella palla da qui a qua, chi la dà? La dà proprio lui, quindi quello è il famoso terzo passaggio, il passaggio prima dell'assist. Prendetevi collera, a me non mi interessa. Come do 7 ad Anghissà a tutto campo e 7 a Lobotka, mi sei mancato. Do 6 a McTominay, che nel primo tempo lo vediamo intervenire, creare delle cose, aveva un lavoro sporco da fare. Mi piace che Conte lo abbia abbassato un pochino, forse lui vuole stare più vicino alla porta, vuole concludere. Il secondo tempo lo abbiamo un pochino perso, però comunque è una presenza importante. Come do 6 a Politano, che mi è sembrato vispo e poi in maniera naturale è andato anche ad aiutare, però sta ritornando a essere più centrocampista, più ala e meno terzino, per richiesta di Conte. Kvara 6, potrebbe essere 5,5, ma interviene così, e Lukaku si prende 7 perché non ha fatto una partita terribile, ha fatto una partita da 5,5-6, che però con il gol che ti porta 3 punti ovviamente sale. E
dovrebbe essere poteva essere una tragedia. Se fosse stato espulso sarebbe stata una tragedia assoluta, quindi non è che si può prendere 7,5, 8, 9, si prende 7 con il gol ed è ben pagato. Poi entreranno Foloruscio, Mazzocchi, Simeone, Neres, poca roba. Sfizioso vedere la Roma, quindi Pellegrini che andava ad aiutare Dovic qui, El Shaarawy in questa zona, questo Pisilli, questi piccoli Pisilli esterno sinistro, che poi lui tende a stare centrale, il che ci sta quando Di Lorenzo va centralmente là, ma Di Lorenzo si è fatto la fascia e quindi Pisilli ha avuto un po' di difficoltà a contrastarlo. Cristante, Koné e poi Angeligno, Ndicà, Mancini e Selic. Nel secondo tempo cambia tutto, perché Selic, Mancini, questo diventa Hummels, questo diventa Ndicà e questo diventa Angeligno, il che ci porta a questa sorta di 5-3-2 con Baldanzi a supporto di Dovic, Koné, Cristante e Pisilli, sempre questi piccoli Pisilli. Insomma, non è andata benissimo, perché poi li abbiamo comunque fregati. Mi soddisfa tutto questo attack momentum fino al gol. Mi preoccupa che subito dopo il gol, vedete, ci abbassiamo, lasciamo un po' l'iniziativa e poi c'è un po' troppa Roma, la vedete in questa zona qua, c'è un po' troppa Roma lì, il che sull'1-0 lascia un pochino di preoccupazione ai tifosi. Però già vedere tutto quell'attacco momentum contro la Roma, che doveva essere la logo e arrivare a Ranieri eccetera eccetera, abbiamo affrontata bene, e quindi bisogna semplicemente trovare continuità in questo attacco momentum del primo tempo e farlo per il più tempo possibile, così rischi di meno. Guardate che bello il primo tempo, 76% di possesso palla, quasi un gol di expected goal, 2 big chance, 9 tiri, dai, bello. Si chiude con 626 passaggi. Ecco il mio Napoli che detta legge, e detta la legge. Facciamo conto che la Roma è una squadra piccola, e detta la legge con le squadre piccole era quello che ci è mancato in alcune partite dove avete visto nel recap, dove abbiamo sofferto anche squadre più piccole, vedi il Como. Quindi bene, io lo vedo il miglioramento, vedo squadre intorno a noi che comunque fanno paura, quindi mi godo il percorso, non devo pensare ad altro che godermi il percorso. E nel ringraziare voi che vi siete visto tutto questo video lunghissimo eccetera eccetera, vi chiedo il like finale se vi ho dato qualche spunto che magari è risultato interessante. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, siete i miei eroi, e quanto è bello Reali.